Buonasera a tutti, benvenuti in Villa Sagramosso Sacchetti Giadarco al quinto e ultimo incontro di Storia Veneta in Villa. Il percorso tematico alla scoperta di un periodo indimenticabile della nostra storia, la civiltà di Villa, sviluppatasi nel corso del governo della Serenissima Repubblica di Venezia. La villa, l'origine della villa Sagramosso è da recarsi in un'antica corte agricola, forse medievale, dotata di rusticali, fuori una torre colombaia, sorta su un scenografico promontorio che domina la Val d'Agide e la Val Policella. All'inizio del Seicento ne entrò in possesso Gian Giacomo d'Arco, edificando il magnifico palazzo di Villa e l'adiacente cappella privata dedicata a San Giacomo Apostolo, che ancora oggi possiamo mirare. Dopo decenni di abbandono e vicissitudini belliche, quanto rimaneva dell'antica villa venne acquistato nei primi anni 60 del secolo scorso dai coniughi Alessandro e Rosa Alessandra Sagramosso Sacchetti. La villa è idealmente legata ai veneti nel mondo in quanto vari membri della famiglia Sagramosso si trovano anche all'estero. Oggi possiamo non solo godere dell'ospitalità, ma anche abbiamo la presenza della famiglia e quindi chiamo Chiara Stella e Alvise Sagramosso Sacchetti. C'è presente anche la mamma Rosa Alessandra, che ringrazio per l'accoglienza e chiedo un breve saluto. Prima ho parlato di questo luogo, mi limito a due considerazioni. È che quando pronubo Giorgio Bevilacqua ho avuto il piacere, grazie a Chiara Stella, di incontrare il presidente dell'Associazione Veneti del Mondo e lui ci ha proposto questa iniziativa, abbiamo detto di sì per due motivi. Da un lato perché comunque questo concetto di valorizzare l'identità, di coltivare la memoria, di mantenere vivo il senso di appartenenza per coloro che hanno voluto, magari hanno anche dovuto lasciare la loro terra, è una cosa molto importante e quindi una cosa che segno di omaggio e di rispetto, non so come dire. La seconda cosa che trovavamo questa proposta culturale di questo evento, il taglio di questa serie di manifestazioni, il taglio di questa iniziativa, molto congeniale con la nostra vicenda familiare personale, perché se nel fare la visita guidata vi ho raccontato un po' di questo, lo dico con affetto filiale, per carità del cielo, follia dei nostri genitori, no? Che nel 1964 si comprano come seconda casa una villa veneta. Adesso tocca a noi, no? Tocca a noi, tocca alla nuova generazione e questo impegno per tutta una serie di fatti affettivi e poi obiettivi deve continuare, ma ovviamente deve continuare in una logica attuale, deve continuare con il senso dei tempi. E io penso sempre che questi luoghi, queste case, io li chiamo case, che queste case abbiano una storia, che questa storia è fatta di vicissitudini, cambiamenti, ma c'è un qualche cosa, un fil rouge che rimane. E per me il fil rouge di questa storia è un po' il radicamento che queste case hanno con il territorio. Sono nate perché in quel territorio succedevano determinate cose, non altre, quindi sono state costruite in un determinato e non in un altro modo e non in un altro, e devono, se vogliono avere un futuro, devono mantenere vive, sane le loro radici con il territorio. Oggi qua non fa senso di parlare di cultura di bachi da seta o di diritti di ripatico che i conti d'Arco, i presunti conti d'Arco potevano avere sulle rive dell'Adige. Oggi noi abbiamo la fortuna che questa dimora si trovi in una delle regioni che in Italia ha manifestato le maggiori potenzialità dal punto di vista turistico, in una città che mi pare essere la terza ormai, se non la terza o la quarta per numero di visitatori in Italia, che speriamo possa tornare, passata questa maledetta pandemia,
ad ospitare tante persone, quindi non si deve guardare a qualche cosa di diverso. Le radici culturali, le radici vanno rilette in quella chiave. Non è un turismo di staccare biglietti, non è un turismo che voglia anche stravolgere la struttura di queste realtà. Vedete che questa casa, questa sera ci siete voi, un mese fa c'era una famiglia francese, 15 tra nonni, figlioli e nipotini, però si presenta nelle stesse condizioni in cui si presentava quando Sandro e Rosandra l'abitavano, ed è questa la sua caratteristica ed è questo il suo valore. Però per fare questo lavoro c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché non solo da soli non si vince, ma da soli non ci se la fa neanche. Quindi ritengo molto importante che questa sera le istituzioni siano presenti, e accanto alle istituzioni siano presenti i vertici delle associazioni di noi proprietari, perché solo facendo squadra si può venirne fuori e si può dare una destinazione coerente a questa bellissima realtà. Io sono un po' sentimentale e amo molto leggere e ho tirato fuori una frase: Grande Veneto, Guido Piovene, viaggio in Italia. Mi chiedo poi che cos'è il Veneto per i veneti. Rispondo che la loro terra per i veneti è una verità. Esiste nel cuore dei veneti una persuasione fantastica che la loro terra sia un mondo, un sentimento ammirativo, quasi un sogno di se stessi, che non ha l'eguale nelle altre regioni d'Italia. Questa è l'identità veneta di cui voi siete testimoni. Viva i Veneti, viva l'Italia. Le relazioni di questa sera sono affidate al professor Andrea Zanini, professore ordinario di storia moderna, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine dal 2016. Ha pubblicato saggi e monografie sulla storia economica e sociale della prima età moderna, sulla storia della contabilità pubblica e sulla storia dell'Europa. Ci parlerà di Venezia, dall'acqua alla terraferma, boschi, ambiente e risorse nell'età della Serenissima. E l'amico e l'animatore... Avanti, professore. Grazie moltissime. Grazie per l'invito. Questa mia comunicazione richiede una breve introduzione. Negli ultimi 10 anni la consapevolezza che il cambiamento climatico porterà cambiamenti epocali alla vita della Terra è ormai diventata senso comune e sta fortunatamente dettando l'agenda dei governi e degli organismi internazionali. La fragilità dell'ecosistema lagunare veneziano e la possibilità che Venezia affondi letteralmente e non letterariamente è ormai un pericolo concreto e ci si chiede addirittura se il Mose, il cui progetto fu iniziato nel 1988, sarà sufficiente ad affrontare tale incognita. Dopo la prima entrata in funzione del sistema a Pariatie Mobili il 3 ottobre 2020 e al netto degli scandali collegati al Consorzio Venezia Nuova che hanno toccato importanti personalità politiche, le polemiche sulla necessità di intervenire in ogni modo per proteggere la fragilità della più bella città del mondo sembrano essersi placate. Ma fino a pochi anni fa vi erano discussioni accese se intervenire o meno sull'ecosistema lagunare, alterandole in questo modo la sua condizione naturale, così veniva descritto lo stato della laguna. In quel torno d'anni, mentre meritoriamente cresceva una nuova sensibilità ambientale, ebbe parallelamente un certo successo un'interpretazione del rapporto tra Venezia e la sua laguna, tra la città dell'acqua e il suo ambiente, secondo cui l'uomo moderno e la società industriale avrebbero alterato l'equilibrio di uno scrigno naturale, che era stato invece conservato per un millennio dalla sapienza della Serenissima.
Io credo che lo storico debba ricevere tutti gli stimoli possibili dal presente e che la storia possa aiutare, quantomeno, a comprendere meglio il mondo che ci sta attorno. Quell'immagine di una Venezia antica ed ecologista, di contro ad una Venezia novecentesca, moderna e scriteriata, mi sembrò allora e mi sembra tutt'oggi un filtro inadatto per comprendere il divenire storico. Una scorciatoia destinata a fare più male che bene all'obiettivo preminente, quello della salvaguardia dell'ambiente naturale, lagunare, che richiede invece discernimento e studio. È l'ennesima riproposizione in salsa ambientalistica del mito della Serenissima, rappresentata anche da storici ed autori di vaglia come un ecomito da portare ad esempio. Proverò sinteticamente a riepilogare gli argomenti con cui mi sembra utile controbattere questa descrizione agiografica della Serenissima. Sono 3 gli ambiti cruciali nei quali in età moderna le esigenze dello Stato veneto incrociarono il delicato tema della gestione delle risorse del territorio: i boschi, i fiumi, la laguna. Non ha senso infatti considerare la politica ambientale della Serenissima restringendo lo sguardo al solo specchio lagunare, senza considerare la terraferma alle sue spalle, i fiumi che attraverso di essa giungevano all'Adriatico, i monti e i boschi dai quali quei fiumi nascevano. Fonte energetica fondamentale, primo materiale da costruzione, il legno era per Venezia l'altro elemento, oltre all'acqua, dal quale dipendeva l'esistenza della città. Non solo per la necessità di appoggiarsi sui fondali lagunari per erigere la città, ma anche, per esempio, per difendersi dalle mareggiate con lunghe palizzate a mare, per le esigenze della navigazione e per quelle del sistema industriale. La facilità di accesso alla risorsa legno fu una delle più importanti precondizioni che consentirono lo sviluppo della città e la sua acquisizione di un vasto impero coloniale nel Mediterraneo orientale. Tra le metropoli europee del tempo, infatti, Venezia era senza alcun dubbio la più prossima ad una vasta area di alta montagna. Meno di 100 chilometri la separano infatti dalle cime delle Alpi orientali e da uno dei bacini di produzione del legname più ricchi d'Europa, percorso da una serie di fiumi che sfociavano allora direttamente in laguna o nelle sue immediate vicinanze. Il sistema di approvvigionamento del legname appare già attivo quando se ne reperiscono le prime notizie, nel 200, e dunque ben prima della conquista della terraferma veneta e delle aree alpine vere e proprie agli inizi del 400. Il controllo del sistema era nelle mani dei mercanti di legname che provenivano dalle città di terraferma, dalle stesse aree alpine e sovente dalla stessa Venezia. Le direttrici di traffico erano rappresentate dai fiumi che scendevano all'Adriatico, quindi l'Adige, il Brenta, il Piave e il Tagliamento, solo per citare i principali. Infine il legname era solo il bene dal valore più alto, in un sistema complessivo di scambi bidirezionali di beni e prodotti anche alimentari. Il controllo politico e istituzionale dei territori produttori di legname, raggiunto nella prima metà del 400, non cambiò nelle linee principali tale sistema. Dalla metà del 400, tuttavia, le autorità veneziane, spinte da una crescente penuria di legno e mosse anche dalla necessità di garantire rifornimenti certi e costanti all'arsenale e alle industrie metropolitane, emanarono una serie di provvedimenti di legge che avrebbero costituito le linee della politica forestale fino alla fine del Settecento. Secondo il modello già messo in atto dalla fine del Trecento nella foresta istriana di Montona, che riforniva i cantieri veneziani di una tipologia particolare di rovere, i cosiddetti stortami, tra la fine del IV e la metà del secolo successivo vennero riservati ad uso esclusivo della Repubblica e dell'Arsenale i boschi del Montello, di Somadida e del Cansiglio, oltre ad una serie di boschi minori tra Bellunese, Cadore e Friuli. Fu senza dubbio questo l'aspetto più riuscito della politica forestale veneziana. I 3 boschi citati rifornirono infatti la dominante, fino alla sua caduta, di essenze pregiate: rovere da costruzione il Montello, faggi da remo il Cansiglio, lunghe antenne di abete per l'alberatura delle navi, la foresta cadorina di Somadida.
I costi sociali di tale demanializzazione si scaricarono sulle comunità locali, che si videro sottrarre la titolarità delle risorse, ricevendone in cambio il solo diritto di utilizzo per usi privati del bosco e un certo numero di posti di lavoro al servizio dello Stato. Il bilancio ambientale fu invece senza dubbio attivo. Sottratti alla logica del mercato del legname e alle pratiche più intensive di sfruttamento boschivo, come la carbonizzazione, i 3 boschi dovettero sopportare solo gli abusi delle popolazioni locali e riuscirono ad approdare all'Ottocento in condizioni tutto sommato buone. Una seconda linea di intervento riguardò non singole aree, ma una specie vegetale ben precisa, il rovere, la cui segagione venne proibita in tutto lo Stato da una legge del 1479, che riservò in esclusiva alla capitale tutte le piante di rovere esistenti tanto nei boschi pubblici che in quelli privati ad est del Garda. La riserva statale poté effettuarsi grazie ad una gigantesca e moderna opera di censimento periodico delle piante di rovere, che venne accompagnata da norme dettagliate sulle semine, piantagioni, sull'allevamento di matricine, sul divieto di boscamento, sulla bollatura di tutte le piante sotto tutela. Se si considera la sola lettera delle leggi a riserva dei roveri, Venezia appare senza dubbio, per usare le parole di un ecologo come Lucio Susmel, una gelosissima ed implacabile custode delle sue foreste. Se si considera invece la politica protezionistica veneziana dalla prospettiva delle comunità locali, alle quali spettava l'onere della conservazione, del taglio e del trasporto dei roveri pubblici, il quadro risulta meno esaltante. È stato ad esempio osservato che per privati e comunità le norme erano talmente penalizzanti che le pianticelle di rovere venivano spesso distrutte dagli abitanti dei villaggi per evitare l'onere della loro coltivazione. Il terzo settore di intervento statale in materia di boschi riguardò la tutela complessiva del patrimonio boschivo, per difendere ed incrementare il quale il governo della Serenissima emanò, a partire dalla seconda metà del 400, una serie di norme dirette a vietare lo sfruttamento dissennato, la carbonizzazione, la trasformazione ad arativo a pascolo, la privatizzazione dei boschi affidati alle comunità rurali. Come è stato osservato da tutti i contemporanei, in questo settore l'intervento statale si rivelò particolarmente aleatorio, perché la Serenissima non fu in grado di mettere in campo un efficace sistema di controllo delle condizioni del manto forestale. Erano infatti quasi ovunque le comunità locali a disporre a proprio piacimento delle risorse boschive, dalle quali potevano trarre considerevoli risorse affittando i boschi o vendendone il legname già atterrato. Un'analisi complessiva della politica veneziana nei confronti dei boschi non dovrebbe poi ignorare la contraddittoria politica sui boschi di pianura. Accanto a provvedimenti che dimostrano un'attenzione particolare, come la norma del 1562 che istituiva una sorta di fascia di rispetto di 5 miglia dal bordo della laguna, riservata in esclusiva al bosco e al prato, fu sempre prevalente l'idea che le risorse boschive di pianura potessero essere sfruttate senza riserva. Quando le esigenze del bilancio statale si fecero pressanti per motivi bellici, buona parte dei boschi di pianura furono infatti alienati, ad esempio nel corso della grande vendita dei beni comunali che ebbe luogo tra 6 e 700. Ne sortì una mappa a macchia di leopardo, nella quale risultarono risparmiati quasi tutti i boschi montani, assieme a una fascia boschiva a breve distanza dalla laguna, che arrivò praticamente intatta all'Ottocento e che dovette probabilmente la sua sopravvivenza alla sua utilità per rifornire di legna da ardere la capitale. Furono invece decimati tutti i boschi di pianura, compresa la gran parte delle pinete litoranee. È difficile esprimere un giudizio complessivo e comprovato da dati sul comportamento delle comunità rurali dello Stato Veneto nei riguardi del bosco. Le accuse rivolte alle comunità di montagna e ai particolari, cioè ai privati,
dall'opinione colta veneta e dai governatori veneziani di non rispettare i cicli di crescita vegetale, di dissodare abusivamente i fianchi dei monti per ricavarne campi e pascolare greggi e mandrie, di svendere il patrimonio boschivo a mercanti sempre più avidi, dovevano contenere un buon grado di verità. Rappresentano uno dei segnali spia dei conflitti che agitavano l'arena sociale della vita dello Stato veneto, la cui superficie appare immobile ad uno sguardo, per l'appunto superficiale, ma che era invece agitata da profonde tensioni anche violente. Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente ambientale, convinzione come i boschi sono distrutti perché gli uomini li usano, è stato scritto recentemente, appaiono luoghi comuni senza fondamento, mentre il taglio o il fuoco vanno interpretati in maniera più corretta come forme normali di uso o di funzionamento dell'ecosistema e non come patologie antropiche. La più recente storia ambientale pone assai attenzione nell'usare espressioni quali dissesto o degrado, alle quali è spesso assegnato un significato soggettivo e anacronistico. Un bosco settecentesco, oggetto di svegri e usurpi, poteva apparire deturpato ad un osservatore esterno, magari cittadino, mentre per la popolazione che vi ricavava a costo di enormi fatiche un pezzo di terra da coltivare o un fazzoletto di prato, si trattava di una risorsa insostituibile. Lo stesso bosco sarebbe probabilmente divenuto nella prima metà del Novecento un enorme prato o un pascolo senza alberi, che magari oggi appare ai nostri occhi attraverso le sbiadite fotografie d'epoca in una condizione naturale, originaria, esemplare dell'economia tradizionale alpina. Naturalità, originarietà, dissesto e abuso sono termini che usiamo quotidianamente, ma che scientificamente vanno maneggiati con grande accortezza. Senza contestualizzare storicamente il processo di sfruttamento delle risorse ambientali e senza approfondire le dinamiche sociali ed economiche che stanno dietro alle scelte economiche di queste, si finisce per perdere il significato reale dei fenomeni che interessano l'ambiente. Dipingere la dinamica tra Repubblica Veneta e comunità rurali come una contrapposizione tra uno Stato dedito alla salvaguardia e le comunità locali dedite alla distruzione e ai tagli clandestini delle essenze legnose, è una semplificazione del tutto schematica. Lo storico Raffaello Vergani ha efficacemente rappresentato le posizioni principali della storiografia su Venezia e l'ambiente, suddividendole tra chi sostiene una sorta di leggenda nera, che vorrebbe attribuire ai ceti dirigenti veneziani colpe che, secondo lo stesso studioso, non sono ad essi imputabili, e chi invece accredita una leggenda rosa, in base alla quale un indirizzo ambientale o ecologico ante litteram avrebbe animato la politica veneziana in relazione alle acque, ai boschi e alle risorse naturali in genere. È assai rischioso trasporre in epoche così lontane come l'età moderna, come la prima età moderna, concetti polisemici come politica ambientale. Se dai boschi e dall'affare del legname si volge lo sguardo alla condotta della Serenissima nei confronti dei corsi d'acqua e del territorio in genere, è difficile non giungere alla conclusione che la classe dirigente veneziana non ebbe mai una visione unitaria del territorio. Non riuscì, cioè mai, a cogliere il legame tra problemi della montagna, assetto della terraferma e salvaguardia della laguna. Non si capisce peraltro per quale miracolo una classe aristocratica d'antico regime avrebbe potuto dar saggio di una consapevolezza ambientale sconosciuta anche a molte classi dirigenti del giorno d'oggi. Il caso più evidente di cattiva gestione del territorio riguarda le conseguenze degli interventi sullo sbocco in laguna dei 3 fiumi, il Brenta, il Sile e il Piave, durante i quali le esigenze economiche e ambientali delle aree interessate non vennero tenute in conto.
Dalla grande diversione del Brenta agli inizi del Cinquecento in poi, la parte orientale della provincia padovana patì pesanti conseguenze ambientali dovute al ristagno delle acque causate dall'occlusione degli sbocchi in laguna dei canali scoladori, con allagamenti e danni permanenti all'assetto agricolo del territorio. La situazione peggiorò col taglio nuovissimo da Mira a Brondolo, avente come scopo quello di ridurre ancora la portata della Brenta vecchia e che provocò la sommersione di interi territori. A distanza di 2 secoli la situazione non era ancora migliorata, come dimostra una relazione di fine Settecento secondo la quale l'area di Pieve di Sacco era miseramente sommersa dalle acque che stagnano nelle campagne. Un altro pesante intervento sul territorio ebbe luogo a metà Seicento, quando venne effettuata la diversione del Piave dal suo sbocco originario a Jesolo alla nuova foce a Cortellazzo, provocando il consapevole allagamento del territorio tra Piave e Livenza al di sotto di San Donà, un'area in parte paludosa già prostrata dal punto di vista ambientale. Insipienza tecnica e una miope politica di abuso del territorio provocarono, secondo lo storico di questo evento, Vladimiro Dorigo, un vero e proprio disastro ambientale, cioè la formazione di un lago che rese inagibili 13.000 ettari di territorio che rimasero per i 2 secoli successivi gravemente compromessi dalla risalita delle acque salse e quindi inadatti all'agricoltura. Un terzo minore episodio si verificò negli ultimi decenni del Seicento, quando la deviazione del Sile verso l'alveo originario del Piave, con la costruzione del taglio da Tre Palade a Porte Grandi, provocò ripetuti danni alle campagne trevisane, a cui si pose in parte rimedio con l'apertura del canale Businello. Più articolato è il discorso relativo alla regimentazione delle aste mediane dei corsi fluviali. Si può dire che nel complesso la Serenissima dimostrò attenzione per tutti quegli interventi che non provocavano tensioni e conflitti nelle società locali, su cui peraltro ricadeva l'onere di tali interventi, e che erano dunque ben visti dai gruppi dirigenti della terraferma. Tra 400 e 500, ad esempio, venne dedicata attenzione a rinforzare e a mantenere gli argini che, nell'alta pianura trevisana, dovevano impedire al Piave di esondare, minacciando la città di Treviso. Non è senza dubbio un caso che 2 tra le maggiori imprese idrauliche nella storia della Repubblica, la costruzione di 2 derivazioni del Piave, la Brentella da Pederobba e la Piavesella da Nervesa, siano state attuate alla metà del 400. Con il passare del tempo e il coinvolgimento della Repubblica in sempre più onerosi conflitti in Italia e sul Mediterraneo, l'attenzione rivolta dalle magistrature veneziane all'assetto del sistema fluviale appare infatti secondario rispetto agli interventi sulla gronda lagunare e di conseguenza sempre più insufficiente rispetto ai problemi del territorio. Dalla fine del Seicento si registrò così un numero crescente di rotte fluviali, dovute ai cambiamenti climatici, alla progressiva antropizzazione del territorio e al crescente carico cui erano sottoposte le montagne. La rete fluviale dello Stato Veneto si era nel frattempo infittita di una pletora di canali che avevano aumentato il disordine idrologico complessivo. Gli interventi continui di arginamento dei tratti superiori dei fiumi a protezione delle popolazioni e delle attività economiche avevano poi accentuato lo scorrimento veloce dei corsi d'acqua e aumentato così i pericoli in caso di piena, soprattutto in considerazione del fatto che le aste terminali dei fiumi principali avevano subito pesanti interventi di deviazione che impedivano la possibilità di sfogare velocemente le piene. Insomma, ciò che mancò anche alla politica territoriale della Repubblica fu un serio coordinamento, una visione d'insieme. L'impostazione a nostro avviso più corretta per comprendere la politica veneziana nei confronti del territorio e dei fiumi è stata espressa da Maria Francesca Tiepolo, dalla compianta Maria Francesca Tiepolo, direttrice dell'Archivio di Stato di Venezia, che ci ha insegnato moltissimo a tutti noi. Diceva Maria Francesca Tiepolo:
La Serenissima mirò certamente a una corretta gestione del territorio, anche al di là dei riflessi sulle condizioni della laguna che i diversi problemi offrivano. Cito: ma quando si determini un contrasto tra gli interessi della dominante e della laguna e quelli di una qualsiasi porzione del territorio, non si esita a far prevalere su ogni altra esigenza quella della sicurezza e preservazione della laguna. La stessa terraferma, insomma, era considerata, cito ancora, in funzione della laguna. È molto rilevatore il fatto che quando dalla metà del 400 le autorità veneziane iniziarono a concepire una serie di interventi non episodici nell'ambiente lagunare, il paragone che allora venne in mente, anche per i costi, fu quello bellico. Come avrebbe scritto Daniele Barbaro, il tempo accordato con due elementi ci vorrebbe, il tempo meteorologico, accordato con due elementi ci vorrebbe mover guerra et farci notabili ingiurie. Dico il mare et la terra, dei quali l'uno pare che voglia cedere et l'altra occupare il luogo di queste lagune. Va tenuto conto che si era allora nel mezzo di una vera e propria crisi ambientale. A causa della regressione marina, che pare avesse abbassato il livello del medio mare di un metro e mezzo rispetto all'attuale, la città era infatti prigioniera della palude. Il canneto e il dolce prendevano ovunque piede, a scapito dell'acqua viva e del salso, tanto che le basse maree riducevano il Canal Grande ad uno stretto rio, sulle cui rive erano coltivati degli orti. Il terrore che la laguna scomparisse fu grande e si accrebbe di molto quando agli inizi del Cinquecento gli eserciti della Lega di Cambrai, giunti al bordo della laguna, fecero intravedere lo spettro del crollo delle sacre mura, cioè delle acque stesse, che separavano la città dalla terraferma e la difendevano. La lotta per l'affermazione della città sul suo mutevole ambiente venne infine definitivamente chiarita nel dibattito cinquecentesco sulla laguna, quando Cristoforo Sabbadino individuò nei fiumi, nel mare e nella malizia degli uomini i tre nemici contro cui la città doveva battersi. L'attenzione maggiore fu dedicata ai fiumi, perché da essi dipendeva in gran parte l'evoluzione naturale dell'ambiente lagunare, l'interrimento dovuto agli apporti dei sedimenti fluviali. Gli interventi più invasivi sotto il profilo ambientale ebbero inizio, come si è visto, a metà Cinquecento. La diversione di Brenta, Sile e Piave e il taglio di Porto Viro, del Po. Essi vennero accompagnati dalla distruzione di arginazioni, sbarramenti e valli da pesca interne, dalle operazioni di conterminazione lagunare, che durarono quasi 2 secoli, per favorire la separazione e l'isolamento della laguna dalla terraferma e dall'escavo delle bocche portuali e di canali navigabili per favorire la navigabilità interna. È evidente, ha scritto Andrea Rinaldo, uno dei massimi esperti della laguna di oggi, che il concetto di equilibrio naturale per un sistema che ha bisogno di tali interventi è assurdo. I governanti di Venezia dovettero invece continuamente intervenire e manomettere la laguna per adattarla ad un ambiente vivibile e vitale, secondo le esigenze di sviluppo economico e sociale della città. Il principio Gran Laguna fa Gran Porto governò dunque la lotta della Serenissima per la trasformazione della laguna in un ambiente che garantisse la vocazione primaria della città, quella mercantile e marittima. La conseguenza fu, come è noto, quella di trasformare la laguna in un braccio di mare, un processo fisico al quale contribuirono anche, in misura oggetto di discussione, processi di subsidenza della fascia costiera e di eustatismo. Alla fine del Seicento, dunque, la laguna di Venezia era ormai un ambiente che potremmo definire, sono sempre le parole di Rinaldo, usando un termine forse improprio, totalmente artificiale. Un'artificialità rafforzata dalla costruzione di fondamenti perimetrali e quindi dalla trasformazione del sito urbano in una città di marmo e di pietra, con la pavimentazione delle vie pedonali e la pietrificazione delle rive.
Rileggere la lotta plurisecolare dei veneziani per trasformare, non conservare o salvaguardare, la laguna in un ambiente adatto alla sopravvivenza e allo sviluppo di una straordinaria civiltà urbana come una sorta di favola ecologica appare di conseguenza una forzatura anacronistica e non si può non concordare con gli studiosi di scienza idraulica d'oggigiorno sul fatto che il tema della difesa ambientale fosse completamente estraneo alla discussione sulla laguna dell'età moderna. Più interessante appare invece considerare altre attitudini mostrate dalla classe dirigente della Serenissima. In primo luogo il metodo da essa intrapresa nello studio e nel governo della laguna, nel quale venivano regolarmente coinvolti esperti, proti-ingegneri, politici, ma anche pratici, uomini di mare, pescatori, abitanti della laguna interna. In secondo luogo stupisce la straordinaria capacità della Repubblica nel mobilitare risorse. Per fare un esempio, la gigantesca opera di costruzione dei Murazzi, le difese lapidee erette nel XVIII secolo a protezione dei lidi di Malamocco, Pellestrina e Chioggia, costò una somma enorme, di gran lunga superiore a qualsiasi intervento odierno in laguna, e dimostra la grande reattività dello Stato veneto anche nel secolo del suo supposto declino. Infine, il più importante settore nel quale la Serenissima ha espresso un'attenzione non saltuaria per l'ambiente e il suo equilibrio fu quello della gestione dei rifiuti urbani, della pulizia delle acque interne e dei canali, del sistema di approvvigionamento idrico nel governo della pesca lagunare. In questi ambiti concreti la Serenissima applicò la sua concreta idea di interesse generale e di protezione ambientale. Nel relazionarsi con l'ambiente, in laguna, nel territorio percorso dai fiumi, sui monti, la classe dirigente della Serenissima considerava prevalente l'interesse collettivo, i bisogni dello Stato e della Repubblica. Il fatto che tale interesse collettivo finisse per identificarsi in quello della sua città capitale è un aspetto che non si deve dimenticare, se non si intende perpetuare una visione mitografica della Serenissima. Descriverne l'intervento sul territorio e sul paesaggio, dalle cime più alte delle Dolomiti al cuore della laguna, sulla base di un generico e precoritore ambientalismo, è rendere alla storia di Venezia un pessimo servizio. Grazie. La parola a Marcello Maria Fracanzani, che non vuole presentazioni, quindi a te la parola, Marcello. Nel momento in cui scende il buio, sul 550° anniversario del giorno che consacrò la nostra identità, in una fortunosa battaglia, quella di Lepanto, caduta nel giorno sacro alla Madonna, a quella Madonna raffigurata, assisa sulla luna e circondata di stelle, che è la Madonna di Lepanto e che ogni patrizio veneto teneva in casa e che troviamo in tutte le zone della Dominante, dal Cansiglio a Chioggia, dal Friuli e dalla Carnia fino a Brescia. La nostra memoria va grata a quell'identità che ci è data. È un caso, ma non è per caso, che quella Madonna si trova non in una cappella, ma in una chiesetta, nella chiesetta che adorna questa casa. È un caso, ma non è per caso, che a rinascita e protezione di questa casa gli amici, altra forma con cui si declina la parola identità, hanno voluto farne dono in questa casa. È casa perché è protetta. E quale scusate se disturbo. E quale maggiore protezione che quella della Madre del Signore?
invocata quella sera, esaudita contro ogni possibilità. Ed è per quello che nelle nostre case di montagna e di pianura c'è la Madonna di Lepanto, è la Madonna dell'impossibile. È lì per quello. Faccio una grazia, se posso, ma se potete, che grazia è? Mi dicevano a Bari. La grazia, il dono, chiede l'impossibile. Se posso, sì, ma se potete, che grazia è? E l'identità si declina nel nome, badate bene, che è la forma con cui l'uomo può creare. Perché se è vero che Dio ha fatto le cose, ha demandato all'uomo di dare il nome. E il nome, ci dice la Genesi, che l'uomo avrebbe imposto alle cose e agli animali, quello sarebbe stato il suo nome. Noi quindi non abbiamo un potere di creazione ex nihilo, lo vorremmo, molti di noi lo vorrebbero dalla Rinascenza, un atto di hybris, un peccato, un adversio ad eo et conversio ad humanum. Molti lo vorrebbero. È l'apprendista stregone, è la pietra filosofale. Il discorso ci porterebbe lontano. Noi però siamo custodi del nome, perché quello ci è stato dato da creare. Quello sì siamo creatori. Nell'individuare una persona e dargli il nome. E noi abbiamo un cognome e un nome. Un cognome che ci dice da dove veniamo e un nomen, che è omen ai tempi dei Romani, cioè presagio e augurio. E allora in questa sera in cui ricordiamo grati in questa casa il 550° anniversario di ciò che ci ha permesso di avere un'identità, corrono i nomi di allora, ma corrono i nomi di oggi, corrono i nomi dei padroni di casa, grato ricordo, corre il nome degli amici, Paolo Ambrosi, corre il nome di chi si avvicina e arriva allo studio universitario, corre il nome di Isabella, corre il nome di Tiene. Lui ti ha chiamato Gaetano, succede, e io ti stavo correggendo dicendo ma no, si chiama Clemente. E in questo momento tu lo sai, ti sto facendo il più grande complimento, perché tuo padre, che aveva avuto la carriera universitaria rovinata, mi fu vicinissimo nel momento in cui la mia carriera era molto, molto difficile. E il nome non si dimentica, perché il nome racchiude l'identità. Tant'è vero che Hitler la prima cosa che faceva era togliere il nome, metterti un numero, perché i numeri sono fungibili. Un uno vale un altro. Quando noi chiamiamo una persona per nome, la identifichiamo con una parola, con un lemma. Diciamo molto. Tempo prezioso e tiranno. Prezioso perché è raro, tiranno perché è raro. Quindi ciò che è prezioso è sempre tiranno. Non c'è una cosa preziosa che non sia anche tirannos, che ci domini, che ci sia signore, che ci concentri. E i nomi continuano, perché fermarci solo alla sinistra e non andare in parte destra? È il nome di Olivia, è il nome di Giorgio, è il nome di tutti quelli che non conosco ma che hanno un nome e che identifichiamo e sono koinonia stasera proprio perché rivestono quegli stessi pensieri, quelle stesse sensibilità. Le stesse che, qui sì, avevano i veneti, intendendo sia i veneziani che i veneti di terraferma. Perché se è vero, come
ci è stato detto che i veneziani non potevano avere una politica ambientale lunga 7 secoli. Le contingenze ti impediscono e ti portano dalla strategia alla tattica. Se è vero che però un tratto comune c'era, decliniamo al servizio non solo i boschi in fiume, ma anche i nobili di terraferma, a servizio della Serenissima. E quindi se poi si è arrivati al 1509-10 non è un caso, scusa, eravamo esasperati. Se è vero, come è vero, che Venezia ha una sua identità calcolata sullo stare in barca. La filosofia di Venezia è la stessa in cui si sta in barca, in cui l'interesse della barca prevale sull'interesse dei singoli, ed è interessante in un momento in cui l'Europa ha perso il più marinaresco dei suoi stati pensare alle 4 repubbliche marinarie, almeno le 2 maggiori. Possiamo parlare tranquillamente di Genova perché ci sono ancora le catene messe lì, a ricordo della vittoria di Venezia, che erano sì mercantili, proprio come l'Europa di oggi. La DG5 Competition regola tutto quanto, il mercato regola tutto. Ma avevano un diverso senso del mercantilismo, mercantile ma non bottegaio. Perché? Perché è artistico. Ecco la grandezza. Vedano, l'arte si dice si fonda sulla critica, ed è vero, perché la critica deriva dal verbo crino, che vuol dire giudicare. Io ci penso costantemente, ogni giorno. Sono 30 anni che penso a cosa significa il giudizio. Da Kant in avanti. Crino, che è la stessa parola del crinale. Perché il crino è il momento in cui puoi andare o da una parte o dall'altra. Scegliere una delle 2 interpretazioni, una delle 2 strade. E più vai avanti, più si allontanano dal crinale, porti alla montagna. Ed è arte, guardate bene, vi do una chiave di lettura, quando una qualsiasi opera vecchia o antica ti dà il senso dell'ambiguità. È questo? Ma è un altro, potrebbe essere. Se un'immagine non vi dà questa sensazione, è una pubblicità scontata, è una idea unidirezionale, è un'offesa alla vostra intelligenza, perché vi impedisce di giudicare. E cos'è che è connaturale all'uomo? Il giudizio del bene sul male. Perché è da lì che siamo nati, da quella foglia che non era una mela, perché le mele crescono in Val Venosta. Malum, mela, mala, neutro plurale. Era una foglia di fico. Ed ecco perché la rappresentazione artistica è della foglia di fico. Che ti dà però l'idea delle diverse possibilità. Com'è che tu, veneziano, che non parli la lingua, non conosci le usanze, vai e intessi rapporti con un altro, con un diverso, che come prima roba, vedendo una barca che arriva, prima roba ti scaglia contro tutto quello che ha. Come fai? Come fai, come si dice oggi, a fare bridging, a fare relazioni che gettano il ponte? Incuriosisci. Come facciamo noi a far star buono un bambino che piange? Piccolo o magari anche più grandicello. Funziona anche coi grandi. Funziona anche coi grandi. Lo incuriosisci. Catturi la sua curiosità. Quando l'hai incuriosito, intanto hai tranquillizzato la bestia. Il daemontis di socratica memoria tace.
perché non capisce e l'hai portato sul crinale. Sarà così o sarà colà? Ecco allora che il veneziano, il navigante, l'esploratore, tanti nomi vedo, tante storie mi vengono, tanti sorrisi vedo dietro le maschere. Sorrisi dei figli e sorrisi dei padri. Sempre perché veniamo da una famiglia e siamo diretti da un'altra parte. L'arte gli porti qualcosa di artistico. E il primo linguaggio è quello dell'arte. Linee? No, le linee sono prevedibili. Ecco allora che la grande navigazione parte con un gotico fiorito. Non ti fermi al semplice, ma cominci ad arabescarlo. Qualcosa che ti consenta di avere di diverso e in comune, non l'identità e differenza, ma il diverso e il comune. Non quindi la versione aristotelica, identità e differenza, non contraddizione e terzo escluso, ma quella platonica del diverso e del comune. È lì la forza di Venezia. Andiamo e incuriosiamoli, perché non andiamo per conquistarli, non siamo selvaggi. Andiamo per incuriosirli e intrattenere relazioni con loro. Poi certo, se la cosa non funziona, si arrivava e si dava anche delle legnate, si davano e si prendevano, fa parte. L'arte allora è forma. La forma deve incuriosire, la forma è arte, la forma è manifestazione sensibile di valori non altrimenti percepibili. È lì, è con l'arte che Venezia conquista. E il massimo arriva con il barocco, che eleva il capriccio a norma razionale, in cui il comportamento stesso ti ammalia. E la circostanza, vedete, che con fondo è bambino uno si mette a fare il pagliaccio, perché il pagliaccio rompe lo schema, il barocco rompe lo schema, perché ti impone di andare a seguire la riga. Ma non è irrazionale, perché ha una sua razionalità. Eccolo qua. Ancora una volta è ambiguo, ancora una volta è arte, ancora una volta è emozionale, cioè una crasi fra emotivo e razionale. Nel momento in cui la forma si spegne, l'anelito cessa, il mondo nuovo ha soppiantato il vecchio, la reazione della Controriforma che aveva tentato di ingessare Venezia non fa più paura. Il veneziano non è più bridging, è binding. Comincia ad avvolgersi, a protezione. Non guarda più il mare, cessa di essere navigatore, comincia a comprare in terraferma. E allora abbiamo tanti paesi pisani, Boaria Pisani, e tutti i paesi erano le bonifiche, le prime bonifiche, fino a quella che Andrea Tron, andando in Inghilterra, la grande nemica, l'idea opposta a Venezia, vede la macchina a vapore nel suo testamento Serenissimo Principe, comincia e come ci dicono gli storici, il nome ce l'ho davanti, la sua barbetta, aiutami, da Giuseppe Gullino, Beppe Gullino. Le prime macchine a vapore sono state portate non tanto per i lanifici su, ma per le bonifiche nel Rodigino. Si va alla terra, ci si blinda, il binding. Ci si guarda alla forma che diventa formalismo. Non è più qualcosa di incuriosisce, che è bello, che è artistico, che è crino, è qualcosa che ingessa, è un messaggio di protezione. Io so certe forme, certe regole, tu non le sai, quindi io sono importante, tu no. Io sono cittadino e tu no. Non è più un linguaggio
per comunicare, è un linguaggio per dividere. Io uso una forma affettata di linguaggio, una forma di postura a tavola, una forma di modi e di relazioni per creare una barriera fra me e te. Quando la forma diventa formalismo, la Repubblica cessa di guardare al mare e guarda la terra. Non più l'anelito del mare, grande rischio, grande guadagno, ma la quotidianità della terra. Pede temptim, passo passo. L'Accademia di Agricoltura, dove ci siamo visti l'ultima volta, bellissima, palazzo stupendo, ma è l'idea, non doge, come dico sempre all'amico e presidente Carcereri, è l'idea di cercare la scienza, non più l'arte, di cercare l'agricoltura, non più la navigazione. Si cessa di guardare le stelle, si cessa di ragionare attorno alle stelle, si cessa di, in latino, guardare e scrivere desidera. Si cessa di desiderare. E che cos'è che distingue un uomo da un animale? Non che sa fare le promesse, no. È che l'uomo ha dei sogni. È che l'uomo ha dei sogni e che per seguire i sogni supera la razionalità e fa ciò che è impossibile. È il matto. Per fortuna che c'è il matto. Per fortuna che c'è il matto che contro ogni ragione procede. L'eleganza di questa casa dov'è? L'eleganza di questa casa, vedete, è nella misura. L'eleganza di questa casa è nell'equilibrio, nella specularità ma anche nell'ambiguità, nel lasciare intendere senza dire. Ed è un gioco di seduzione. Ancora una volta quella foglia. Sappiamo tutti cosa c'è dietro quella foglia. Ma per fortuna che c'è, perché passo passo si arriva, si scopre, si guarda il dettaglio, il perché, le simmetrie, le finte simmetrie, l'equilibrio. E in questo ancora una volta l'architettura, che fra tutte le arti è la massima, perché è il piegare lo spazio attorno a una persona. E come ogni persona non si cuce un guanto con 6 dita, quando vedi una casa, vedi la persona che la anima, vedi il committente. L'intelligenza dell'architetto è capire come vuole e aiutare eventualmente, come piegare lo spazio attorno a una persona. Ecco, non c'è la padrona, ma c'è il padrone di casa. Il restauro è una doppia operazione artistica, perché è il rispetto dell'identità originaria e nel restauro dimostri l'amore. Quest'amore, e torniamo alla curiosità e torniamo a Guido Piovene, caro padrone di casa. Se è per me dite che non ci sono. Ed è Guido Piovene che ci ricorda il carattere di sedimentazione nel passo immediatamente successivo. Perché i Veneti? Perché nella loro terra, i Veneti e la vicentinità, ci sia consentito. Essendo poi i vicentini molto legati ai veronesi, insomma, sempre con gli scaligeri ci siamo messi, e addosso ai padovani, ai Carrarese che pensa solo al denaro. Se è vero che lo Scaligere era un lanario, non è meno vero che aveva un tratto di nobiltà che al Carrarese mancava, sostenuto dal Buzzacarino, strozzino, dove volete che si andasse con la logica mercantile. Vedo grandi segni di approvazione da parte di alcune famiglie e da là si capisce chi era da una parte e dall'altra, chi sui colori da una parte e dall'altra. E lì, signori, è nella costruzione che si vede l'identità, è nel restauro che si vede l'amore
che è una forma di rispetto per l'identità. Non è uno stravolgimento, è un mantenimento. E allora mi sia consentito dire, e chiudere, che il restauro è una vera forma di arte, perché è la capacità di cogliere l'identità precedente, rispettarla, farla propria e rinvigorirla di nuova linfa. E la linfa è l'anima. E quando è l'anima cosa vuoi di più? Donami animam, cetera tolle. Bene, chiudiamo. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, ringrazio i relatori, ringrazio nuovamente la famiglia Sagramoso.